Amen. Buongiorno Chiesa. Buongiorno, vi invito ad alzarvi. Possiamo iniziare questa domenica col piede giusto, anche se siamo pochi, molto probabilmente arriveranno altre persone, ma vi invito in questo momento a guardarvi attorno, perché so che ci sono persone che non avete o mai conosciuto o c'è una settimana che non vi vedete, e che in questo momento possiamo salutarci, uscire dai nostri posti, andare a destra, a sinistra, in avanti, indietro. In questo momento possiamo salutarci, avere questo momento di comunione, iniziando la prossima settimana che verrà nel piede giusto tra di noi, e possiamo lodare nel nome del Signore questa mattina. Amen. Che noi possiamo avere la gioia soltanto nel Signore, soltanto nei Suoi progetti, la gioia che proviene da Lui, la gioia che noi troviamo nella Sua parola, che noi possiamo ritrovare questa gioia non nelle cose del mondo, non nelle cose che noi riusciamo a vedere con gli occhi, ma nelle cose in cui noi riusciamo a vedere con gli occhi spirituali e nelle cose che il Signore ci fa vedere ogni giorno. C'è la gioia in Gesù. C'è la gioia in Gesù ed un grande amore, c'è speranza soltanto in Lui. È una fonte d'amore che riempie i cuori, Lui è sempre vicino.
Padre, ti ringraziamo per quello che tu ci dai ogni giorno, Padre. Ti ringraziamo perché noi non potremo mai quantificare il tuo amore, Padre, non potremo mai quantificare te. Ti ringraziamo, Padre, perché noi sappiamo che tu sei più grande di tutti i nostri problemi, tu sei più grande di tutto ciò che ci affligge, Padre. Noi ti ringraziamo perché la tua potenza vivrà in eterno, Padre. Ti ringraziamo perché come tu eri nella Bibbia, come tu eri con Abramo, con Isacco, Padre, tu sei con noi oggi, Padre. Noi ti ringraziamo per questo infinito amore, per questo riguardo che tu hai per noi, Padre. Grande, grande è il nome del Signore. Noi proviamo della sua misericordia. Grande, grande è il nome del Signore. La sua bontà dura in eterno. Il grande è il Dio dei miracoli, nel suo nome noi faremo prodigi. Un giorno ogni occhio vedrà, ed allora ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, che solo Lui è degno d'onore. Viva è la sua presenza qui. Santo, santo è il suo nome. Santo, santo è il suo nome. Grande, grande è il nome del Signore. Noi proviamo della sua misericordia. Grande, grande è il nome del Signore. La sua bontà dura in eterno. Grande, grande è il Dio dei miracoli, nel suo nome noi faremo prodigi. Un giorno ogni occhio vedrà, ed allora ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, che solo Lui è degno d'onore. Viva è la sua presenza qui. Santo, santo è il suo nome. Santo, santo è il suo nome. Che Gesù Cristo è il Signore, che solo Lui è degno d'onore. Viva è la sua presenza qui. Santo, santo è il suo nome. Santo, santo è il suo nome. Santo, santo è il suo nome.
adorarti, lodarti con tutta la nostra voce, con tutto il nostro essere, Padre. Ti ringraziamo perché tu sei stato con noi durante la settimana, anche se noi molte volte non ti vediamo, molte volte siamo persi, Padre. Vogliamo una tua risposta. Non sappiamo dove andare, Padre, guardiamo a destra e a sinistra, non ti vediamo, ma sappiamo che tu sei con noi, Padre. Padre, noi ti ringraziamo perché in questo momento noi siamo nella tua presenza, Padre, siamo dinanzi a te. Che questa lode possa venire a te, Padre, che questa Chiesa possa lodarti con tutto il suo cuore, Padre, che non sia soltanto una parola, che non sia soltanto una musica, Padre, ma che possa essere un portarsi a te, che in questo momento noi possiamo pregare, ringraziarti, Padre, lodarti in questa mattina. Tua presenza, Signore, io trovo conforto, sicurezza, e davanti al tuo trono, Signore, io voglio prostrarmi, consegnarmi a te.
ringraziamo perché tu sei con noi presente questa mattina, Padre. Ti preghiamo che la tua parola possa venire chiara ai nostri orecchi, Padre, che tu possa parlare questa mattina, che tu possa rivelare, Padre, a noi quello che tu vuoi per la nostra vita, Padre. Che qua possano esserci cuori disposti, Padre, che qui possano esserci orecchie disposte ad ascoltare, Padre. Ti prego che la tua parola possa essere detta a noi oggi, Padre, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Amen. Amen. Mi sentite? Amen. Amen. Con grandissima gioia siamo qua ancora una volta per lodare il nostro Signore, per parlare con Lui, per rendere un culto a Lui. E adesso siamo arrivati al momento della parola. Vorrei quindi invitarvi ad aprire le vostre Bibbie nella lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 1, versetto 27, e leggeremo dal 27 fino al versetto 30. Amen. Leggiamo? Dice così: soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senza dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo. Per nulla spaventati dagli avversari. Questo per loro è una prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza, e ciò da parte di Dio. Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere, nella quale ora sentite dire che io mi trovo. Preghiamo. Signore, nel nome di Gesù, che la tua parola possa veramente cambiare tutto quello che devi cambiare nella nostra vita, che la tua parola possa veramente confrontarci stamattina e che possiamo ascoltare lo Spirito Santo affinché possa avere veramente questo cambiamento che tu vuoi. Nel nome santo di Gesù. Amen. Amen. Quindi, lettera di Paolo ai Filippesi. Prima di iniziare, di dare un panorama di quello che è la lettera ai Filippesi, noi in questi versetti che abbiamo appena letto qua, Paolo cosa voleva trattare? Voleva trattare quindi di diversi argomenti, non soltanto nella lettera ai Filippesi, ma nel versetto 27 fino al versetto 30 lui stava trattando appunto del comportamento di un vero cristiano. Quindi praticamente è quello che noi leggiamo nella lettera di Giacomo, che le opere devono appunto seguire la nostra fede. Il comportamento di un cristiano. Quindi l'argomento principale che Paolo voleva trattare in questi versetti qua è per quanto riguarda il nostro atteggiamento di fronte a diverse situazioni, cose che succedono nella nostra vita. Però, come vi ho detto, volevo fare appunto un panorama, perché io stavo parlando con una persona ieri ed è interessante che quando noi iniziamo a capire il panorama e soprattutto il fatto perché Paolo ha scritto o a chi ha scritto, come si trovava la situazione non solo geografica ma soprattutto in un contesto maggiore, riusciamo a capire appunto anche meglio e viene anche di una maniera divertita, leggere tutto quello che c'è scritto nella Bibbia. Perché da un certo punto, quando noi non capiamo quello che c'è scritto, è anche un po' più, noioso, Tu prendi la Bibbia, leggi là e vedi che
quello là non ha nessun senso. Quindi fa anche bene capire appunto il contesto. La città, dove si trovava Filippi? No? Filippi si trovava nella Macedonia. Quindi la Macedonia che oggi noi sappiamo che è la Grecia, la parte nord della Grecia. E questa città è stata fondata da Filippo II, che era il padre di Alessandro Magno. Quindi questa città è stata fondata da lui. E prima apparteneva ai Tralci, che era proprio in quella zona in cui si trovava. Poi il popolo che si trovava in quella zona là, quindi sono passati all'impero greco e poi è passato all'impero romano. Nel 108 a.C. l'impero romano è arrivato, ha conquistato la città e quindi è diventata una città di colonia romana. Quindi adesso che capiamo che era una colonia romana, possiamo anche capire alcune cose nel contesto del capitolo 1 e appunto del capitolo 2, 3, 4, che si va avanti così. Quindi questa è la città di Filippi. Poi andiamo a vedere adesso la chiesa, perché la chiesa è stata appunto fondata dall'Apostolo Paolo. Non è proprio come Colosso, che era una chiesa che è stata fondata da un'altra persona, che era un collaboratore di Paolo, perché Paolo non si trovava lì presente, ma questa sì è stata fondata dall'Apostolo Paolo. Una chiesa in cui, cioè nel capitolo 15 di Atti degli Apostoli, vediamo che è stata fondata dall'Apostolo Paolo nel suo primo viaggio missionario. Quando Paolo ha litigato con Barnaba, ha preso Sila con sé e nel capitolo 16, che noi vediamo negli Atti degli Apostoli, tutto il viaggio missionario di Paolo, arrivando appunto alla Macedonia, dove c'è stata una persona che gli ha detto passa la Macedonia, perché lui voleva andare appunto all'Asia Minore. Quindi Paolo entra in Macedonia e quindi questa città, come abbiamo visto prima, era l'entrata per l'Europa, quindi dall'Oriente all'Occidente. Quindi era una città strategica e quindi questa chiesa è stata fondata dall'Apostolo Paolo insieme a Sila. Capitolo 16 di Atti degli Apostoli vediamo quella storia in cui Sila e Paolo sono portati quindi in carcere e loro a mezzanotte hanno iniziato quindi a lodare. Questa chiesa praticamente fondata dall'Apostolo Paolo, ci sono 3 persone che sono convertite in quel contesto là. Una donna che vendeva tessuto, una signora che era, aveva lo spirito di divinazione e quindi la persona che era con lui al carcere, cioè il soldato che era in carcere. E tutte le famiglie di queste persone sono state convertite quindi al Vangelo. Sappiamo quindi che chi ha dato continuazione a questa chiesa sono state queste 3 famiglie. Però l'Apostolo Paolo quindi è stato sempre sostenuto da questa chiesa, perché è stata la sua prima chiesa, no, fondata nel suo primo viaggio missionario. Adesso andiamo quindi a vedere un po' di quello che è la lettera. Quindi abbiamo visto che è una chiesa fondata dall'Apostolo Paolo, una lettera è scritta anche dall'Apostolo Paolo, ma dove si trovava l'Apostolo Paolo? L'Apostolo Paolo si trovava in prigione. Paolo ha scritto 4 lettere quando si trovava in prigione: Filippesi, Colossesi, Filemona e Efesini. Sono tutte lettere che sono state scritte dall'Apostolo Paolo mentre lui era in prigione a Roma. Sappiamo che lui è stato arrestato nel momento in cui portava tutte le offerte a tutti i giudei che sono stati espulsi da Roma durante il periodo dell'imperatore Claudio, dove c'è stata una fame grandissima, e quindi quando lui è arrivato appunto a Gerusalemme l'hanno arrestato e l'hanno portato a Cesarea Marittima, dove era stato per 2 anni, mentre aspettava quindi il suo giudizio. C'è stato un cambiamento da Felix a Festo, che era il governatore della Giudea in quel momento, e quindi hanno fatto questa richiesta: guarda che noi vogliamo appunto portare Paolo a un giudizio a Gerusalemme. Paolo, siccome era un cittadino romano, ha detto no, voglio andare a Roma, voglio essere giudicato a Roma. L'hanno portato a Roma e lì è stato in prigione domiciliare. E in quel periodo quindi ha scritto queste 4 lettere. La lettera ai Filippesi è comunque una lettera, diciamo così, ritenuta come una lettera gioiosa, la lettera della gioia, che è stata scritta dentro una prigione. Guardate appunto questa situazione. Una cosa che
per loro con tanta gioia nel suo cuore, però è stata scritta appunto dentro una prigione. E quindi da qua possiamo imparare una cosa bellissima, che non importa dove siamo, non importa il posto in cui siamo, ma se noi abbiamo Gesù Cristo e abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi, possiamo vivere i nostri migliori giorni. Paolo, se lui non fosse stato arrestato in questo punto, noi non avevamo queste lettere qua nella Bibbia. Quindi magari tutte quelle cose che capitano nella nostra vita, che sono cose che a noi sembra veramente brutte, cioè cose cattive, ma che per Dio ha un proposito. Quindi magari tu che mi senti oggi, che mi stai ascoltando, stai pensando che stai affrontando delle situazioni difficili nella tua vita, ma io sono sicuro che Dio ha un proposito in tutta la nostra vita. Amen? Quindi questo è il contesto. La Chiesa, la città e la lettera. Il testo in cui noi abbiamo visto qua, Paolo appunto parla di un comportamento. Ma che cos'è questo comportamento, no? Come vi ho detto prima, la lettera di Giacomo, il fratello di Gesù, parla appunto di una coerenza. Ed era questo che Paolo stava parlando, di una coerenza. Paolo voleva appunto trattare di questa coerenza, perché se loro dicevano che erano cristiani, dovevano appunto essere coerenti con quello che stavano vivendo, con quello che stavano facendo. Ed è interessante che per lunghissimi 3-4 mesi, non lo so, tutti i giovani ci hanno ascoltato parlare appunto di coerenza, perché noi abbiamo studiato la lettera di Giacomo. Ed è interessante che anche l'Apostolo Paolo parlava di questa cosa, anche l'Apostolo Paolo voleva trattare di questi argomenti. Ma perché questa coerenza? Perché l'Apostolo Paolo stava parlando di questa coerenza? Quando noi vediamo qua nel modo degno del Vangelo di Cristo, possiamo capire quindi che se era una colonia romana, loro avevano un titolo, quelli che nascevano là, quelli che crescevano là, avevano questo titolo di romani. Siccome l'Apostolo Paolo, anche lui era un cittadino romano perché è nato a Tarso, quindi anche lui aveva questo titolo. Quindi perché loro dovevano essere proprio, cioè, coerenti con quello? Perché rischiavano appunto di servire un altro re invece di servire il re Gesù Cristo. Ed era il problema che stavano affrontando. Perché immaginate voi una persecuzione non solo dell'Apostolo Paolo, ma di tutta la Chiesa che è rimasta lì a Filippi, stavano subendo appunto questa persecuzione. E immaginate voi adesso, che noi in questo contesto qua d'Italia, noi non subiamo nessuna persecuzione perché siamo qua in chiesa, perché stiamo servendo il nostro Gesù Cristo. Ma immaginate in quell'epoca, nella chiesa primitiva, dove una chiesa subiva appunto tutte le persecuzioni perché dicevano che erano servi di Gesù Cristo. Magari noi non possiamo capire questa cosa, ma loro stavano appunto soffrendo in questa situazione. Ma l'Apostolo Paolo, con intuito non soltanto di incoraggiare la Chiesa, ma anche di avvertirli. Cioè, dovete vivere e dovete soprattutto comportarsi nel modo degno. Quindi noi come cristiani dobbiamo capire questa cosa. Se noi diciamo che noi siamo cristiani, dobbiamo comportarci come servi del nostro Signore Gesù Cristo. Ma questo non ci porta ad avere appunto la nostra salvezza. E io mi ricordo che in questi mesi che abbiamo parlato della lettera di Giacomo, chi ha predicato questo argomento è stato Samuel. E lui ha usato tantissimi versetti per parlare di fede, la fede che ci salva. Efesini capitolo 2 versetto 8 dice che noi siamo salvati appunto per la grazia in Gesù, per la fede che noi abbiamo in Lui, attraverso la nostra fede con la grazia di Gesù. Quindi noi sappiamo che noi non facciamo delle cose per essere salvati, noi le facciamo perché noi siamo già salvati. Perché immaginate Gesù Cristo dicendo che era il figlio di Dio comportandosi di una maniera che non era degna di essere chiamato figlio di Dio. Immaginiamo anche noi adesso, se ci mettiamo in questo contesto, come noi dobbiamo comportarci. Interessante che l'Apostolo Paolo, nella sequenza di questi versetti, parla esattamente delle caratteristiche e lui dà degli esempi. Primo esempio, Gesù Cristo, che noi vedremo dopo, che vorrei soffermarmi appunto in questo esempio. Lui usa se stesso come esempio, parla di Timoteo e parla anche di Epafrodito, che era un collaboratore della chiesa di Filippi, che appunto stava portando delle offerte a lui. E vorrei aprire qua un parentesi.
Il finale della lettera, nel capitolo 4 ai Filippesi, Paolo dice così, nel capitolo 4, versetto 19, che il mio Gesù Cristo darà a voi tutte le cose che avete bisogno. Praticamente, no? Questa è la traduzione Miguel. Vi darà tutte le cose che avete bisogno attraverso la grazia che ha in Cristo Gesù. Ma l'Apostolo Paolo stava parlando di cosa? Stava parlando di semina e raccolta. Cioè, voi mi avete sostenuto sempre. Voi siete stati sempre al mio fianco quando ho avuto bisogno. Quindi voi avete seminato. Adesso io sono sicuro che il nostro Signore Gesù Cristo vi darà tutto quello che avete bisogno. Ed è interessante che noi, tante volte, vogliamo avere delle cose del nostro Gesù Cristo. Ma noi non stiamo seminando. Noi non stiamo facendo esattamente quello che noi dobbiamo fare. Cioè, non sto dicendo qua che Gesù non può fare niente per noi. E non sto togliendo la sua divinità e neanche la sua potenza. Ma noi dobbiamo capire che tutto quello che noi semiamo, anche quello noi raccogliamo. Se noi vogliamo seminare delle cose brutte, raccogliamo delle cose brutte. Se noi stiamo seminando delle cose belle, di sicuro raccoglieremo delle cose belle nella nostra vita. E Paolo stava dicendo appunto questo principio alla Chiesa di Filippi. Voi state seminando nella mia vita. Mentre sono in prigione, mentre sono nel campo missionario, quando sono in missione, voi state seminando nella mia vita. Ed è molto interessante questa cosa. Ma seguendo qua l'argomento, leggiamo il versetto 27 un'altra volta. Dice così: soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano. Senza dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo. Quindi, come abbiamo visto il contesto, possiamo capire che loro stavano subendo questa persecuzione. E la preoccupazione di Paolo appunto era questa. E noi dobbiamo capire che dobbiamo essere coerenti, come abbiamo già visto. E quello che Paolo stava dicendo è: Gesù non ha abbandonato la sua fede, e nemmeno io, quando lui ha usato del suo esempio. E una cosa che mi ha attirato tanto l'attenzione è che quando noi andiamo a leggere il Vecchio Testamento, è che noi vediamo che quando Dio ha scelto Abramo, che voleva appunto usare Abramo per rivelarsi nel corso degli anni, soprattutto nella storia della Chiesa, e che questa rivelazione è arrivata fino a Gesù Cristo, perché la lettera agli Ebrei dice nel capitolo 10 che la rivelazione è Gesù Cristo, che lui è venuto per compiere tutto. Quindi c'è stata una rivelazione fino a Gesù. Non c'è un'altra rivelazione, è Gesù Cristo, noi dobbiamo guardarlo e vederlo appunto come il nostro punto di riferimento. Ok? Quindi, quando Dio ha scelto Abramo per rivelarsi, lui voleva cosa? Una distinzione. Cioè, io voglio che voi siete proprio diversi degli altri popoli. E quello che noi vediamo oggi nel contesto è che magari noi cristiani non stiamo, essendo molto diversi di quello che magari Gesù e Dio voleva che noi veramente fossimo. Io non sto dicendo della nostra Chiesa, io mi metto al primo posto. Se magari io arrivo a un certo locale con i miei amici che non sono cristiani, loro capiranno esattamente che io sono cristiano. Capiranno esattamente che io servo un Dio che è vivo, che io servo un Dio che fa dei miracoli, che salva, che dà la vita eterna. E questa è la valutazione che faccio ogni giorno. Perché se Dio ha scelto Abramo e voleva che lui facesse proprio distinzione, e quando noi vediamo tante cose che succedono nel Vecchio Testamento, era appunto perché Dio voleva distinzione, perché il mondo, la risposta che il mondo vuole oggi è che noi siamo veramente cristiani, è che loro hanno bisogno di un qualcosa che noi abbiamo e che noi dobbiamo fargli vedere questa cosa. Non è che noi dobbiamo prendere il mondo e metterlo dentro la Chiesa. No, è la Chiesa che deve andare al mondo e fargli vedere che c'è Gesù Cristo. Ah, ma qual è l'esempio che tu quindi stai dicendo di questa distinzione? Noi vediamo diversi esempi. Ad esempio, Levitico capitolo 19, versetto 18 diceva che la gente si tagliavano.
E quindi perché facevano questa cosa? Perché era un modo di sacrificio. E tutto nel Vecchio Testamento, cioè per rendere culto a qualsiasi Dio, dovevano tagliarsi, cioè fare dei sacrifici in quel popolo là. Quando Dio quindi parla al popolo di Israele, diceva così: voi adesso non dovete tagliarvi, perché non dovete somigliarvi esattamente a quel popolo là. Non dovete fare questo tipo di cose, perché voi siete il popolo di cui io ho scelto. E tanta gente oggi prende questo versetto per dire che non si può fare diverse cose. E tante persone usano questo versetto appunto per parlare di cosa? Tatuaggio. Non è questo il contesto, non è quello che Dio stava parlando. Era una distinzione che Dio voleva dal popolo. Perché se noi vediamo adesso nel Nuovo Testamento, capitolo 12 di Romani, versetto 2, dice che noi dobbiamo portare cosa? Un sacrificio razionale. Quindi il culto è sempre un sacrificio. Per quello che noi, dove siamo portati dal nostro Signore Gesù Cristo, dobbiamo prestare un culto in sacrificio a Lui. Non è soltanto venire qua in chiesa, ma dove noi siamo. Perché adesso lo Spirito Santo abita dentro di noi e quindi noi dobbiamo rendere questo culto a Lui. Dove noi siamo. Quindi il contesto era quello. Noi dobbiamo fare cosa? Distinzione. Le persone devono vedere che noi siamo cristiani. Ma come vedranno? Attraverso le nostre parole? No. Attraverso i nostri atti. Attraverso i nostri fatti. Attraverso quello che noi facciamo. Quindi è molto importante avere questa idea nella nostra mente. Perché questa cosa gliel'ho già detta ai giovani. Hanno fatto uno studio, una ricerca, che nel mezzo cristiano solo 45%, se non mi sbaglio, no, neanche questo, 25% se non mi sbaglio, leggevano la Bibbia regolarmente nel mezzo cristiano. Quindi pensate voi a quelli che sono fuori dalla Chiesa. E da qua possiamo prendere questo punto che la Bibbia che loro devono leggere siamo noi, attraverso i nostri atti, i nostri fatti. Dobbiamo comportarci come veri cristiani. Ok, ma stai parlando questa cosa? E quali sono quindi le caratteristiche? È quelle che noi vedremo un po' più avanti. Ma soprattutto, ribadisco, le persone hanno bisogno esattamente del nostro atteggiamento dimostrando che noi siamo veri cristiani. Vorrei proprio ribadire questa cosa. Nel versetto 28 dice così: per nulla spaventati dagli avversari, quindi stava parlando dei romani. Questo per loro è una prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza, e ciò da parte di Dio. Quando lui quindi sta enfatizzando qua questo concetto, no, dell'impero romano, di questa colonia romana, che stava quindi che loro stavano subendo quindi questa persecuzione dell'impero romano, lui stava parlando appunto di questa cosa. Ed è interessante perché nel capitolo 1 qua, quando noi torniamo alcuni versetti indietro, guarda cosa dice il versetto 21. Infatti per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Paolo stava dicendo: io vorrei morire perché era meglio per me. Era questo che volevo fare. Era questo che io voglio nella mia vita. E tanti di noi, non so voi, ma soprattutto io, avevo paura della morte. Caspita, ma se io muoio adesso, avevo paura della morte. E questo andava proprio allo scontro con quello che stavo leggendo nella Bibbia. Dicevo, ma perché Paolo stava dicendo che quindi per lui, cioè, il vivere è Cristo, ma morire è guadagno? Quando noi vediamo il contesto, Paolo sta dicendo, era meglio che io partissi, perché il vero servo di Cristo, cioè quello che per me sarà proprio una responsabilità, è continuare qua a vivere con voi, a servire voi. Perché il Vangelo che Paolo stava predicando era: se io muoio, sto andando verso il mio Signore Gesù Cristo, ma se io resto qua, devo lavorare. Se io resto qua, devo servire i miei fratelli. Ed è per questo motivo che io sono già praticamente certo che devo restare qua, perché vi devo servire. Perché è questo che Gesù Cristo mi ha detto di fare. Perché è questo che Gesù Cristo ci ha insegnato.
Quindi era molto meglio che io partissi in questo momento, perché io sono sicuro che sarei nella gloria con il mio Gesù Cristo. Cosa Paolo stava facendo? Lui stava mettendo il suo focus in quello che era eterno, che era in quello che era celeste. Quindi Paolo stava dicendo, se io resto qua, vi devo servire. Io sono certo che non morirò adesso perché mi tocca ancora servirli, ma sarebbe molto meglio andare e trovare il mio Gesù Cristo. E io vi faccio questa domanda, quanti di voi ancora avete paura della morte? Nessuno. Ecco, quindi non dobbiamo avere paura della morte, perché se noi sappiamo che noi andremo a trovare il nostro Signore Gesù Cristo, è il miglior posto in cui dobbiamo esserci. Ma se noi siamo qua ancora, dobbiamo lavorare, come Paolo ha lavorato. E io vorrei fare una piccola illustrazione, no? Un'illustrazione che ho visto un pastore americano e che mi ha praticamente colpito tanto. È un'illustrazione anche antica, direi, e che lui ha usato questo esempio qua. Tutti riescono a vedere, quindi questo filo qua, riuscite a vedere? Sì? Qua davanti c'è la parte rossa, vero? Ok? E qua la parte bianca. Praticamente questo pastore, che si chiama Francis Chan, è un cinese, lui parlava appunto di questa cosa, che la nostra vita, la vita terrena, è questa parte rossa qua. Ok? E che la parte rossa incide direttamente sulla parte bianca, che è la nostra eternità. E che noi siamo così preoccupati con la parte rossa che noi ci dimentichiamo che tutto quello che noi facciamo qua nella parte rossa incide direttamente nella nostra eternità. Però quello che noi non riusciamo a capire è che questa parte rossa qua è molto piccola e la parte bianca è molto grande. E noi pensiamo che la nostra vita è solo questa parte rossa qua. E viviamo come se fosse esattamente questa parte rossa qua. Ci dimentichiamo esattamente dell'eternità. Quindi la parte rossa finisce, avrà un fine. Ed era quello che Paolo stava dicendo. Per me il vivere è Cristo, ma il morire è guadagno. Perché è guadagno? Perché non finisce mai. Guarda qua. Guarda qua. È eterno. Guarda. Amanda mi ucciderà. Guarda qua. Non finisce. Non finisce. È eterno. Guarda qua. Non finisce. Il morire è guadagno. È la vita eterna. Noi non dobbiamo mai preoccuparci con la parte rossa, con la nostra vita qua, ma dobbiamo capire che la parte rossa è la parte che inciderà nel nostro futuro con Gesù Cristo. È la parte che inciderà direttamente nel nostro futuro. Noi dobbiamo vivere come se Gesù fosse tornare domani, ma dobbiamo lavorare come se Gesù non ci fosse tornare mai. Quindi dimentichiamoci di questa parte rossa qua per quanto riguarda la nostra eternità, ma viviamo come se la nostra vita qua fosse incidere direttamente nel nostro futuro con Gesù Cristo, perché se moriamo saremo con il nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Continuando, il versetto 29 che dice così: perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, che era quello che che io stavo dicendo, sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e nella quale ora sentite dire che io mi trovo. Dove lui si trovava? In prigione. Ma cosa lui stava dicendo? Versetto 12. Guarda cosa lui dice. Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo. Adesso sono in prigione, ma sto predicando a tutti i soldati, sto predicando a tutte le persone. Quindi
questo è quello che doveva succedere e sta spingendo ancora di più il Vangelo. Però è come se lui quindi finisce il suo argomento nel capitolo 2 ed è questo che noi leggeremo adesso, che è un testo molto conosciuto che tutti noi abbiamo già letto almeno una volta nella nostra vita e che lui dice così, perché prendi l'argomento di cui aveva finito il capitolo 1 e inizia a parlare nel capitolo 2, che dice così: se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a sé stesso. Quello che Paolo stava dicendo è: io vi ho fatto un argomento, dovete vivere come Gesù Cristo ha vissuto, dovete prendere Lui come esempio. Pertanto, adesso cosa dovete fare? Dovete fare esattamente questa cosa qua. E inizia a dare degli esempi. E qual è l'esempio? Gesù Cristo. Il versetto 1 e il versetto 2, lui parla e qua adesso vorrei quindi concludere tutto quello che vi ho detto con 4 caratteristiche che Paolo dà nella persona di Gesù Cristo di un vero cristiano. Quindi lui inizia parlando di un medesimo spirito. Tutti noi abbiamo lo Spirito Santo. Dobbiamo avere quindi cosa? La maturità, cioè l'unità. Lui parla di unità, che un cristiano vero, cioè che segue la vera dottrina di Cristo, ha umiltà, maturità e unità. La chiesa di Filippi quindi stava affrontando alcuni problemi. E se noi andiamo nel capitolo 4, parlava di 2 signore che servivano in quella chiesa e che avevano appunto questo problema. Che loro 2 non stavano, andando tanto d'accordo. E Paolo stava dicendo: basta, è per Gesù Cristo. E la maturità arriva, e soprattutto noi in questo mese abbiamo pregato, no? Il ministero di preghiera per la maturità, per la crescita spirituale. Quindi è capire appunto che Cristo, la causa di Cristo è la cosa più importante. È Gesù, che noi siamo servi e che noi dobbiamo fare per Gesù e non per noi stessi. Paolo non faceva niente per se stesso, Paolo faceva per Gesù Cristo. Lui capiva appunto che se si trovava in prigione, se si trovava da qualche parte, lui faceva per Gesù Cristo, perché lui era un servo. E per avere questo tipo di sentimento dobbiamo avere quindi la stessa fede. Dobbiamo professare quindi la stessa fede. E noi non dobbiamo pensare che avere la stessa fede non è soltanto venire in chiesa, ma appunto avere la stessa fede di maturità, di profondità. Ed è interessante che quando noi leggiamo Galati capitolo 2, l'Apostolo Paolo ha rimproverato Pietro. Ed è anche interessante, no? Perché la lettera ai Galati è una delle lettere più apologetiche, cioè quella che difende di più la fede. E Paolo stava dicendo a Pietro: questo che tu stai vivendo non è vero. Ma perché? Pietro praticamente arriva a Antiochia, dove c'era la chiesa, la prima chiesa fondata quindi al di fuori di Gerusalemme, e si siede alla tavola con i gentili e inizia a mangiare. A un certo punto arrivano quelli dalla chiesa di Gerusalemme, che è il capo della chiesa, era il fratello di Gesù Cristo, Giacomo, e lui all'improvviso si alza e si siede al di fuori, cioè si mette proprio al di fuori della tavola, perché aveva paura. Perché Pietro, un giudeo, che mangiava con un gentile, e lui ha pensato: adesso prenderò tante di quelle parole, non posso fare questa cosa. E Paolo all'improvviso si alza e gli dice: ma cosa stai facendo? Tu stai dicendo a questi qua che questa è la vera dottrina, che è la vera fede? No, stai sbagliando. Non è così. Non è perché tu non mangi maiale, non è perché tu ti siedi alla tavola con i gentili, non è perché tu magari hai delle altre abitudini che ti farà portare in cielo.
è perché è solo attraverso la fede in Gesù Cristo. Capitolo 2 di Galati. E qua vorrei farvi una illustrazione per capire un po' meglio, no? Portando al nostro contesto. Immaginate quindi due amici, un italiano e un portoghese, o magari un brasiliano, direi un brasiliano. E loro due iniziano, a camminare insieme. Iniziano a camminare insieme e noi sappiamo che nel momento in cui iniziamo a camminare con una persona prendiamo, no, delle abitudini dall'altra persona, iniziamo a parlare un po' come lui, iniziamo a fare degli scherzi come lui, quindi prendiamo alcune cose, uno dall'altro. E questo brasiliano, appunto, non ha capito ancora che per questo italiano parlare di cibo è una delle cose più importanti, perché per l'italiano è veramente importante parlare di cibo, soprattutto cibo buono. Un giorno questo brasiliano invita questo italiano ad andare in Brasile. Arrivando là, loro si siedono alla tavola in una pizzeria e nel momento in cui arriva la pizza, il brasiliano dice: passami il ketchup. L'italiano fa così: no, non fare così, il ketchup no, nella pizza no. Però questo italiano dice: va, ci provo, no? Magari sia buono. E questo italiano mette il ketchup nella pizza. Ad un certo punto, all'improvviso, arrivano qualche italiani dall'Italia che si avvicinano vicino a questo italiano e questo italiano si alza dalla tavola e dice così: caspita, adesso mi tolgono la cittadinanza. Non posso mangiare il ketchup sulla pizza. Non posso fare una cosa del genere. Il brasiliano cosa fa? Oh, torna qua. Per il discorso di un ketchup adesso metti, in gioco la nostra amicizia? Ed era questo che Paolo stava dicendo. Oh, non è per il fatto che ti siedi alla tavola con i gentili che questa non è la veritiera fede. La fede in Gesù Cristo è un'altra. Quindi non è il ketchup nella pizza. Non sono queste cose, ma sono le cose principali. Sono le cose che sono basate veramente sulla roccia che è Gesù Cristo. La vera fede che ci porta ad avere cosa? Profondità. Che ci porta ad avere cosa? Maturità. E perché è importante avere maturità? Per una cosa. Guarda cosa Paolo dice nella sua lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 14. Dice così: affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. I falsi profeti esistevano già nella Chiesa, ma tanti anni fa, dall'inizio della Chiesa primitiva. È importante avere la stessa fede che ci fa veramente diventare fratelli in Cristo Gesù, perché noi siamo basati nella verità, affinché nessuna dottrina falsa entri in mezzo alla Chiesa e noi siamo saldi nel nostro Signore Gesù Cristo. Ed è importante capire questa cosa, che ci porta a una maturità, e la maturità ci porterà ad avere l'unità, servire insieme, essere insieme, ma soprattutto insieme col nostro Signore Gesù Cristo. Amen. La seconda caratteristica è umiltà. Filippesi, sempre là, capitolo 2, versetto 3 e 4, dice così: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Quando Paolo nel capitolo 1 stava dicendo vivere è Cristo, il morire è guadagno, lui stava dicendo appunto quello, no, che noi abbiamo già visto, cioè io devo restare qua ancora perché vi devo servire. E questa era l'umiltà, era quello che Gesù aveva insegnato. Gesù è stato umile. E una cosa interessante che noi vediamo qua è che tante volte noi pensiamo che l'umiltà sia una cosa, ma che non è quello. Tanti di noi pensiamo che essere umile è non avere soldi, e non è questo.
Magari tanti di noi lo sappiamo già questa cosa, ma ci sono delle radici ancora nella nostra vita che noi dobbiamo, sai, sradicarle. Cioè, umiltà alla luce della parola di Dio è un'altra cosa. E che cos'è l'umiltà? È essere sottomesso alla guida del nostro Signore Gesù Cristo. Matteo capitolo 5 versetto 3 dice che beati quelli poveri in spirito, giusto? Perché di loro è il regno dei cieli. Cioè, essere povero in spirito vuol dire che noi dobbiamo essere sottomessi, cioè essere delle persone che sono umili davanti al Signore, che dicono così: Signore, io non ce la faccio, ma tu ce la fai. Questo è essere umile, è riconoscere la nostra condizione davanti al nostro Signore e capire esattamente quello che Lui deve fare nella nostra vita. E quando noi parliamo di condizione, un testo che mi piace così tanto è quello che parla delle vesti, che parla dell'odre. Quando Gesù stava parlando ai Suoi discepoli, ma soprattutto ai farisei, che diceva che non è, e qua adesso metto la traduzione mia, ok? Non è impossibile, ma è controsenso prendere un pezzo di stoffa nuova e metterla nell'abito vecchio. È controsenso, perché lui stava parlando di cosa? Lui stava parlando della vecchia alleanza e della nuova alleanza. E quando noi parliamo di abiti, Gesù parlava appunto della condizione dell'essere umano davanti al Signore. Quindi quando parla che i nostri abiti saranno bianchi come la neve, parla della condizione che saremo lavati dal suo sangue e che tutti i peccati saranno perdonati e che ci presenteremo davanti al nostro Signore con tutti i nostri peccati perdonati. Ma che cosa c'entra con questa situazione qua, con quello che noi stiamo parlando di umiltà? Di riconoscere che i vecchi abiti, cioè le vecchie cose che noi dobbiamo lasciare dietro, le nostre abitudini devono essere lasciate dietro affinché il Signore possa fare la sua opera dentro di noi. Noi non possiamo pensare che continuiamo a vivere la nostra vita con le vecchie abitudini, cercando di vivere nella nuova alleanza con le nuove cose che Gesù ci ha proposto. E lui continua: è impossibile mettere vino nuovo in otri vecchi, perché gli otri erano responsabili per la fermentazione del vino. Quindi se era vecchio, se il cuoio era vecchio, quindi si espandeva e il vino si perdeva. Quindi vuol dire che è impossibile Gesù versare il suo Spirito Santo dentro di noi se noi continuiamo ancora con le nostre vecchie abitudini, con il nostro vecchio corpo. Quindi dobbiamo essere nuove creature davanti al nostro Signore. E questo passa per l'umiltà, di riconoscere: Signore, io so che tu mi vuoi al 100% e magari io ti sto dando solo 80%, perché in questa zona qua della mia vita, quest'area della mia vita, non voglio che tu la tocchi. Ma noi dobbiamo essere umili e dire così: Signore, sono qua davanti a te, fai quello che vuoi. E questa umiltà, perché si trova in Gesù? C'è una parola nel greco che dice che è kenosis, che cioè la kenosis di Gesù, che lui si svuotò se stesso. Lui si è fatto uomini. E perché si è fatto uomini? Per darci la possibilità di essere salvati, non solo di maniera legale, dentro la legge, perché se Dio ha fatto la sua legge, pure lui doveva seguire le sue leggi, e dimostrare all'essere umano che è possibile. E perché è possibile? Perché Gesù ha fatto questa cosa, si svuotò se stesso per umiltà. Gesù, che era il re dei re, si è fatto uomini, e ci sono uomini che vogliono diventare il re. Guarda questo paradosso. Per Gesù la cosa più importante era servire, che è la terza caratteristica, che entra anche nella seconda, l'umiltà, che è la terza caratteristica. Quando lui in Giovanni 13 ha insegnato a lavare i piedi dei suoi discepoli, ha insegnato a servire, ma con umiltà. Quando lui si svuota, lui sta dicendo: io adesso mi sto mettendo a parità di meriti con voi, ma non ha perso la sua divinità. Vi ricordate, no, della predica di Emanuele? L'unione ipostatica, 100% Dio, 100% uomo. Gesù Cristo, quando si svuotò a se stesso, non ha perso la sua divinità.
continuò come Dio. Ma Lui ha dato la possibilità che noi tutti qua avessimo questo rapporto con Lui, soprattutto la possibilità. E perché ci ha dato questa possibilità? Perché Lui è buono, perché Lui ha le sue caratteristiche, soprattutto quando noi promettiamo una cosa a una persona ma che noi non la possiamo compiere, noi stiamo dando un cattivo, direi, come posso dire, una opportunità, cioè un'occasione alla persona di pensare che quello è possibile, ma che quello non è possibile. E Gesù non ha fatto questo. Quando Lui si è fatto uomo, ci ha fatto capire esattamente che è possibile, perché Lui ha sofferto come noi. La lettera agli Ebrei dice che Lui ha sofferto, che Lui attraverso tutto quello che ha vissuto qua ha dovuto obbedire, che è la quarta caratteristica, ubbidienza, che la lettera in Filippesi continua così, che parlavano della kenosi, versetto 7, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidienti alla morte e alla morte di croce. Quindi 4 caratteristiche di un vero servo. Quindi maturità, unità, seconda, umiltà, terza, che abbiamo visto, servire, che Gesù ha servito, e la quarta è ubbidienza. Quindi la kenosi di Gesù è necessaria per darci, quindi come vi ho detto, questa possibilità di essere ubbidienti. Se Lui è stato ubbidiente, anche noi possiamo essere. E non sto parlando degli attributi di Gesù che sono incomunicabili, cioè onnipresenza, onniscienza, onnipotenza. Sto parlando delle cose che sono comunicabili, cioè se Dio è amore, anche noi possiamo avere amore. Se Lui ha ubbidito, anche noi possiamo ubbidire. Se Lui è stato un servo, pure noi dobbiamo essere servo, come Paolo è stato un servo. E quindi finisco qua l'argomento e finisco la predica così, dicendo che noi, come cristiani, dobbiamo prendere questo esempio di Gesù e cercare il più possibile di essere come Lui. Efesini capitolo 5 Dio, che dobbiamo essere imitatori di Dio, versetto 1. Paolo, cosa ha detto? Dovete essere i miei imitatori come io sono di Cristo Gesù. 1 Corinzi capitolo 11 versetto 1. Quindi dobbiamo prendere Gesù come il nostro punto di riferimento e noi dobbiamo cercare di servirlo e soprattutto di avere queste caratteristiche nella nostra vita affinché noi possiamo dimostrare che siamo i veri servi di Gesù Cristo. Amen. Che Dio vi benedica. Amen. Possiamo alzarci in piedi? Signore Padre, ti ringraziamo, Padre, per questa predica. Ti ringraziamo per questo momento, Padre. Grazie perché Tu hai parlato ai nostri cuori. Ti ringraziamo per questo momento che noi possiamo prendere queste parole, Padre, e continuare a meditare nella nostra mente, che noi possiamo prendere queste parole e continuare a pensare a quello che è stato detto, che possiamo durante la settimana applicarlo, che questa parola possa non essere una parola morta, ma possa essere una parola viva nelle nostre vite. Nel nome santo di Gesù. Amen. Ora faremo il nostro momento di decime offerte e possiamo continuare a cantare al nostro Signore.
ringraziamo per questa domenica, ti ringraziamo perché tu sei un Dio vivente, Padre, ti ringraziamo, Padre, per queste offerte decime che sono state date. Ti ringraziamo, ti chiediamo di essere con noi durante questa giornata, Padre, nelle prossime settimane. Ti ringraziamo perché noi sappiamo che tu ci sarai. Nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Amen, amen. Passiamo agli avvisi. Non abbiamo avvisi. Amen. Quindi quando è il battesimo? Il 7. Allora, quindi abbiamo i battesimi, abbiamo sì un avviso, e vorrei quindi anche il 27, cioè settembre, che sarà quindi l'anniversario della Gamove. Quindi faremo un culto qua in chiesa, e che sarà il culto dell'amico. Quindi se volete partecipare, portate quindi il vostro amico, e anche se non volete partecipare, portate il vostro amico. Va bene? Quindi se 27 settembre alle 18:30, quindi faremo il nostro culto qua. Amen. Mettiamoci in piedi, finalizziamo il nostro culto, preghiamo. Amen. Signore, nel nome di Gesù, che tu possa essere con noi durante questa settimana, in questa domenica, che tu possa veramente benedire le nostre vite, la nostra casa, il nostro lavoro, l'università, la scuola. Nel nome santo di Gesù, che tu possa essere con noi e che la tua parola possa continuare, Signore, a parlare con noi nel nome santo di Gesù. Noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore. Vogliamo veramente che la tua parola possa fare la differenza nella nostra vita e che tutto, Signore, possa essere veramente fatto per te, attraverso di te. Nel nome santo di Gesù. Amen. Una buona domenica e che Dio benedica. Amen. Come, Jesus, come.